Cari amici, buona giornata a tutti. Come vedete alle mie spalle stanno fervendo i preparativi, è ancora molto presto, il sole si è alzato da poco e ci troviamo a valle, esattamente per la 22esima Castagni di Valle. Quindi una giornata stupenda, speriamo in una grande affluenza, il tempo è ottimo, veramente una bella giornata e vi lascerò in compagnia di un loro responsabile, il quale vi farà da guida per illustrarvi questi stupendi territori. Ciao a tutti, buon divertimento. Valle è uno dei tanti borghi come delle valli del Torre e delle valli del Natisone che ha subito fenomeni di spopolamento molto evidenti. Pensate che solo negli anni 50 a Valle c'erano residenti oltre 400 persone, oggi ne contiamo meno di 20. Di Sofumbergo invece è un termine tedesco che deriva dal vocabolo Scharfenberg, Monte Aguzzo, e che riprende un po' come terminologia e richiama quella che è la conformazione del Monte San Lorenzo, che è esattamente sopra il paese. Però qui non si parla propriamente la lingua friulana, ma un dialetto di origine slovena, tanto che quando entrate in paese trovate la scritta in 3 lingue. Una di queste è un dialetto di matrice slovena con il quale il paese è denominato Pod Circo, che vuol dire sotto la chiesa, in quanto Valle nasce e si sviluppa sotto la chiesa di San Lorenzo. Buongiorno, oggi ci troviamo a Valle di Sofumbergo, borgo di una ventina di abitanti situato a 680 metri sul livello del mare nel comune di Faedis. Alle mie spalle potete vedere come siano già iniziati i preparativi di questa ultima giornata della 34esima edizione della Festa delle Castagne e del Miele di Castagno, che si svolge ogni anno durante i primi 3 fine settimana di ottobre. Valle di Sofumbergo è anche conosciuta per essere denominata il balcone sul Friuli, in quanto da qui si gode una panoramica piuttosto particolare, riuscendo a vedere durante giornate limpide da Trieste a Lignano fino al mare Adriatico. Ora è in programma la partenza della camminata fra i Castagnetti di Valle, che si svolge ogni anno durante la terza domenica di ottobre, e ci vediamo più tardi per delle interviste e per farvi vedere il sentiero di questa camminata. Ci troviamo al punto di ristoro di Pedrosa della camminata di Valle di Sofumbergo e abbiamo qua alcuni partecipanti. Allora, tu come ti chiami? Matil. Com'è stato il percorso fino ad adesso? È molto bello, mi piace il paesaggio, il sentiero. La difficoltà del percorso? Bisogna fare attenzione ai sassi e a non scivolare per il fango, ma per il resto va bene. Signora, un'impressione anche sua? Molto positiva, anche per tutti, anche per i bambini. Bene, facciamo anche un commento da parte di uno di voi due.
No, i bimbi preferiscono camminare piuttosto che dire com'era il percorso. Sentiamo ora il parere di altre due signore partecipanti. La signora? Nome? Patrizia. E la signora? Magda. Come vi siete trovate in questo percorso fino ad ora? Bello, molto molto bello, veramente, dei paesaggi bellissimi. Bellissimo panorama. È la prima volta che partecipate? No, qui è la prima volta, noi andiamo ogni domenica a fare delle marce, ma qui veramente è molto bello. Cari amici e amiche, buonasera e ben ritrovati a questa nostra rubrica di approfondimento su temi riguardanti la marcia e la corsa. Mi avete sommerso di messaggi, richieste riguardanti proprio gli approfondimenti che stiamo trattando, vi ringrazio, cercherò di essere il più preciso possibile nel trasmettervi quello che io credo nel mondo del fitness e del wellness, ovvero dello stare bene. E l'altra volta abbiamo parlato di questo passaggio tra la marcia e la corsa, passaggio che può essere molto traumatico se un fisico non è perfettamente in equilibrio. E la differenza, abbiamo detto, che è questa fase di volo in cui il corpo poi atterra con tutto il proprio peso sul piede, e questo piede che poi trasmette le forze a tutte le articolazioni che via via si susseguono nel nostro corpo. Articolazioni che possono subire dei traumi. Questo è molto molto importante saperlo, perché noi andiamo a fare un'attività fisica per star bene, e l'attività fisica comporta un beneficio sia a livello muscolare che a livello anche fisiologico, ovvero star bene significa star bene in tutto quanto il nostro corpo. Se io cammino a una certa intensità, ma anche abbastanza lentamente, secondo quelle che sono le mie possibilità, ho un beneficio anche a livello cardiaco, a livello di respirazione, a livello di tutti i muscoli del mio corpo che si tengono in movimento e in efficienza. Correre non necessariamente, non sempre è positivo rispetto a camminare. Camminare è naturale per l'uomo, correre non molto. Diciamo che per correre bisogna saper correre e soprattutto avere il fisico efficiente. Con questo voglio dire, tutti possiamo imparare a correre, però il nostro fisico deve essere perfettamente in equilibrio. Dunque, la prima parte della corsa che tratterò sarà riguardante sempre l'appoggio del piede. L'appoggio del piede a terra deve essere sempre di pianta. Io devo appoggiare tutto il piede di pianta, che così scarico in tutto il piede il peso del mio corpo, e soprattutto quando vado a spingere utilizzo i muscoli che servono per farmi progredire. Non appoggiate solamente la punta, quello lo lasciamo fare ai professionisti. Alla prossima volta, e ricordiamoci sempre, camminare bene è meglio che correre male.
Buongiorno, sono Chiara Zorzi della Maratona Magnano. Vi aspettiamo domenica prossima per la nostra marcia. I percorsi saranno di 4, 7, 13, 22 e 27 km. I percorsi di 4 e 7 sono fattibili da tutti, compresi passeggini e carrozzine, quindi vi aspettiamo con i bambini. I percorsi di 13, 22 e 27 sono più impegnativi e per gli appassionati. Le iscrizioni saranno fattibili dalle 8 alle 9 per i percorsi di 22 e 27, per i restanti percorsi c'è possibilità di iscriversi dalle 8 alle 10. Vi aspettiamo.